Oggi qui al Liceo Leonardo, presso la sede dell'Università di Palermo e di Agrigento, per intrattenere i ragazzi in questa settimana della cultura scientifica. Ecco, lei è un'esperta di informatica e anche di istruzione STEM. Ecco, quanto è importante un momento di questo e cosa si racconta ai ragazzi, cosa ha raccontato ai ragazzi? Allora, è importantissimo vedere i ragazzi della scuola, diciamo che l'università resti sempre a contatto con i ragazzi più giovani. In particolare io mi occupo di politiche di genere in informatica e oggi ho tentato di convincere le ragazze che non sono da meno rispetto ai ragazzi, che possono occuparsi di informatica anche loro, sebbene diciamo, la realtà ci dice che pochissime ragazze si occupano di informatica, mentre è la scienza che permette uno sviluppo del nostro mondo. Ecco, lei diceva nella sua relazione che sono importanti le fondamenta, non i dettagli, riferito evidentemente al corso di studi? Sì, diciamo, io penso che l'informatica e tutto il mondo informatico è talmente in evoluzione che è inutile stare dietro alle ultime uscite, all'ultima tecnologia. Bisogna restare ancorati comunque ai fondamenti che restano sempre quelli, grazie a cui uno può crearsi la propria cultura legata al tempo che sta vivendo. Quali sono state le istanze che nel dibattito di oggi sono emersi, che arrivano proprio dai ragazzi? Ma i ragazzi mi hanno chiesto, diciamo, mi hanno chiesto alcuni della mia esperienza all'estero, che mi hanno chiaramente arricchito, mi hanno chiesto quando è che sarebbe bene che una persona si avvicinasse all'informatica. Ho cercato di convincerli del fatto che sarebbe bene che la scuola si occupasse di informatica e che facesse avvicinare il prima possibile i ragazzi. Ecco, che consiglio dà a chi esce dalle scuole medie e si vuole approcciare a un nuovo corso di studi? Ce ne sono tanti, ovviamente. Allora, dalle scuole medie purtroppo l'informatica si trova in pochissimi corsi di studio, si trovano nell'Istituto Tecnico Industriale in genere, i licei scientifici che fanno scienze applicate, tutto qua, i licei commerciali probabilmente si occupano di questo. Sarebbe bene che l'informatica fosse una materia di studio per tutti, perché stiamo andando verso un mondo che diventa sempre più informatizzato, in cui restare fuori da questo processo taglia fuori una parte della popolazione dal progresso, dalla ricchezza.